l'altra volta avevamo visto, avevamo fatto un quadro generale dell'inizio della guerra e diciamo, avevamo sottolineato l'impreparazione militare dell'Italia, che si era appunto rivelata proprio nei primi mesi di guerra con le prime sconfitte che si erano registrate, tanto che Mussolini aveva chiesto proprio a Hitler aiuto soprattutto in Africa, dove diciamo, l'offensiva inglese rischiava di arrivare fino a Tripoli. Eccolo, i primi mesi di guerra non interessano, diciamo, il confine orientale, queste regioni, proprio perché operazioni militari non si registrano. C'è da sottolineare però che proprio il giorno della dichiarazione di guerra, quindi siamo il 10 di giugno, appunto anche per sottolineare il fatto che proprio questa guerra non è che fosse granché attesa e ben voluta dalla gente, come potrebbe sembrare guardando i filmati di Palazzo Venezia e dell'imponente comizio che fece Mussolini dal palazzo, no? Infatti, in quel giorno avviene un po' in tutta Italia. Le radio ancora non erano un elettrodomestico popolare, quindi come facevamo noi ai miei tempi, andavamo a vedere la televisione nei bar, e allora si faceva altrettanto con la radio, e uno dei luoghi più frequentati era in genere il dopolavoro, no? Oppure anche avevano organizzato anche a Gorizia proprio in quel giorno con gli altoparlanti avevano acceso le radio fuori dalle sedi del Fascio, dell'Opera Nazionale Dopolavoro, per radiotrasmettere in diretta il discorso di Mussolini. Ma appunto si registrò il fatto che la prevista manifestazione di sostegno alla guerra, che era stata organizzata, doveva sfilare per il corso a Gorizia, non venne annullata praticamente per mancanza di un numero sufficiente di persone. Quindi a sottolineare il fatto che effettivamente la gente era preoccupata per quello che sarebbe successo. E contemporaneamente si registrerà nei giorni successivi la diffusione di alcuni manifestini contro la guerra, eccolo qua, alcuni manifestini contro la guerra che verranno diffusi nel Monfalconese, in alcuni paesi del Carso sloveno, manifestini prodotti dall'organizzazione clandestina comunista, che ovviamente aveva in questo modo manifestava l'opposizione alla guerra. Come dicevo, il territorio non è direttamente coinvolto dalle operazioni militari, ma un po' è coinvolto per quanto riguarda i provvedimenti governativi che vengono presi in tutta Italia per quanto riguarda la preparazione della guerra. Quindi tutta quella serie di provvedimenti che impongono obblighi e restrizioni determinati dalla guerra. Innanzitutto, per esempio, che avrà anche un seguito parecchio pesante per alcuni, la raccolta dei materiali ferrosi, che provocherà l'abbattimento di cancelli, di ringhiere, di ferro. Quindi sì, non fu una misura accolta con grande piacere, anche se diciamo questo ferro veniva acquistato, insomma, no? Però, insomma, oppure come la consegna delle pentole di rame, che è anche quello un metallo molto prezioso, oppure il divieto, la riduzione della circolazione delle macchine. Ce n'erano poche, ma comunque macchine, motorini, motorette, insomma ci fu questa
soprattutto l'ammasso dei prodotti agricoli, cioè i contadini dovevano cominciare a consegnare agli ammassi ogni genere sì, dagli animali alle uova, tutto quello, e soprattutto quello che creerà maggiori opposizioni sarà il razionamento, perché a ciascuno verrà assegnata la famosa tessera con i beni, con tutti i beni razionati, e quindi spettava a ciascuno solamente un tot, che poteva essere comunque lo si doveva prima prenotare nelle botteghe in cui si era clienti, e poi dopo andare a ricomprarlo quando però c'erano le giornate dedicate ed assegnate. Per cui se inizialmente nei primi tempi ci sarà una distribuzione abbastanza regolare, poi dopo man mano che si andò avanti nella guerra, la distribuzione fu sempre più difficile, tanto che sì, la gente era costretta a fare lunghe code ai negozi, tante volte non ce n'era per tutti, tante volte non arrivava proprio, insomma, no? La fornitura o di sale o di zucchero o di altri generi, soprattutto i generi alimentari. E quindi con il tempo verranno a mancare i prodotti necessari, la qualità ovviamente sarà sempre peggiore, perché sì, anche i prezzi tenderanno ad aumentare, anche se venivano fissati, erano prezzi fissi. Sì, erano tutti prezzi fissi, c'era il Consiglio provinciale delle corporazioni che stabiliva, fissava i prezzi dei prodotti che venivano poi dopo esposti nelle botteghe anche a cura del comune che stampava questi preziari, che venivano controllati anche dalla quella che sarà la polizia economica, quindi c'erano degli enti appositi che andavano a controllare che nei negozi venissero rispettati i prezzi, ma questo non impedirà l'aumento dei prezzi, che naturalmente strideva sempre più con il mancato aumento degli stipendi, dei salari, quindi che metterà in difficoltà con il tempo un po' tutti, e che permetterà a chi naturalmente aveva denaro o possibilità di vendere di ricorrere al mercato nero, per cui il mercato nero sarà uno dei fenomeni più diffusi, insomma, in quel periodo. Una misura che riguarderà con particolare importanza proprio queste terre sarà l'internamento di quelli che venivano considerati possibili nemici, oppure persone che potevano ostacolare o mettere in crisi lo sforzo bellico. Naturalmente questo è diciamo, un provvedimento che avviene a livello nazionale. Prima dello scoppio della guerra proprio ci sarà da parte del Ministero degli Interni una circolare appunto che prevedeva l'internamento innanzitutto degli stranieri appartenenti ai paesi in guerra, degli ebrei che non apolidi, no? Eccolo. E naturalmente di quelli che erano gli avversari politici, insomma, che potevano rappresentare un pericolo per lo sforzo bellico. E dicevo appunto che sarà un provvedimento che avrà diciamo un seguito, un peso significativo in queste terre, perché oltre agli oppositori politici, agli antifascisti, e qui esisteva anche diciamo, verranno inviati al confino anche quelli che venivano considerati i nazionalisti slavi. Quindi diciamo era un territorio in cui molti avevano
idee nazionaliste o considerate tali, per cui fra antifascisti e fra nazionalisti slavi ci saranno molti internati. L'internamento, non so se ne avevamo già parlato, ma era un provvedimento, chiamiamolo così, amministrativo, che un po' assomigliava al confino. Dunque, per fare un passo indietro, prima dell'avvento del fascismo c'era il confino che però era riservato per i mafiosi soprattutto, ma comunque i criminali comuni, eccolo, no? Quindi c'era il confino. E nel 26 viene introdotto però la misura del confino di polizia, e questo riguardava gli oppositori politici. Per essere inviati al confino però, e infatti avevano istituito in ogni provincia c'era una commissione provinciale per i provvedimenti di polizia che aveva il compito di valutare appunto, questa commissione poteva diciamo o ammonire o mandare al confino, o la misura precedente era l'ammonizione. E comunque diciamo per ogni provvedimento, per esempio l'ammonizione durava 2 anni, comportava una serie però di limitazioni della libertà, cioè uno era libero però doveva, non so, non poteva uscire di casa dopo una certa ora, non poteva allontanarsi dal paese senza autorizzazione. E quindi, oppure doveva rispondere se c'era il controllo dei carabinieri, della polizia notturna, doveva farsi riconoscere. Quindi c'erano diverse prescrizioni. La diffida, scusate, eccolo. C'era prima la misura meno dura era la diffida, poi c'era l'ammonizione, ma anche per la diffida che durava 2 anni c'erano anche lì delle prescrizioni, quindi uno non è che poteva fare quello che voleva. E come terza misura c'era il confino, e questa commissione provinciale che era presieduta dal prefetto e aveva come componenti il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della milizia e il procuratore del re. Ecco, queste persone generalmente non è che interrogavano l'antifascista, ma esaminavano i rapporti di polizia che sulla persona venivano fatte dai carabinieri o dalla questura stessa. E quindi questa commissione decideva se appunto inviarlo al confino oppure dargli una pena minore, l'ammonizione o la diffida. E il confino di polizia poteva essere da 1 a 5 anni, quindi era però poteva anche essere, la pena poteva anche essere rinnovata, per cui alla fine dei 5 anni o dei 2 o dei 3, se uno veniva valutato come non diciamo pentito di quello che aveva fatto, poteva essere rinnovata la pena. E il confino, come un po' anche l'internamento, veniva fatto o nelle piccole isole, quindi Ponza, Lipari, Tremiti, Ventotene, oppure e quelle erano le zone in cui venivano in genere inviati quelli, fra virgolette, più pericolosi, insomma, no? Mentre quelle meno, diciamo, pericolose venivano inviati in genere nei piccoli comuni montani dell'Italia centro-meridionale, soprattutto Basilicata, Calabria, in questi piccoli centri dove era difficile arrivarci e dove venivano tenuti sotto controllo
dai carabinieri, che appunto avevano la presenza praticamente in ogni comune, oppure addirittura dai podestà dei comuni, se non venivano considerati come pericolosi. L'internamento invece non aveva bisogno di tutta quanta questa procedura, per cui i questori, in modo particolare, e i prefetti, entrando in vigore questa disposizione che prevedeva l'internamento delle persone considerate pericolose, non facevano altro che rivolgersi, chiamiamolo così, esaminare l'anagrafe provinciale delle persone pericolose. Allora, nel 29 viene costituita in ogni provincia un'anagrafe provinciale delle persone pericolose, in cui venivano segnate le persone che dovevano essere in certo qual modo controllate, o perché avevano fatto, o naturalmente stiamo sempre parlando, potevano essere anche criminali comuni, ma stiamo parlando in modo particolare degli oppositori del regime. Quindi in questa anagrafe venivano iscritti quelli che non so, erano stati condannati al carcere o al confino, oppure erano stati diffidati, eccolo. E quelli, tra parentesi, che già durante il ventennio erano quelli che dovevano in un certo qual modo vivere sempre con la borsa pronta, perché in certe circostanze venivano fermati. Quando c'erano particolari ricorrenze del regime, non so, in occasione dell'anniversario della marcia su Roma, oppure quando c'era in visita qualche grosso esponente del partito, o quando c'era qualche manifestazione, non so, il 1° maggio, che era stata messa fuori legge, per paura che potessero dar vita a qualche manifestazione di protesto. Quindi c'erano delle persone che comunque durante il ventennio si facevano qualche giorno in carcere, oppure nelle caserme dei carabinieri che venivano portati lì, e quindi da questa anagrafe provinciale venivano venivano esaminati coloro che a detta del questore o del prefetto potevano rappresentare un pericolo. E quindi senza bisogno di interrogazioni, niente, veniva come un atto burocratico formale, e questi venivano inviati all'internamento, che appunto era un po' come il confino, o in appositi campi di internamento, cioè in previsione dell'entrata in guerra, vennero istituiti vari campi di internamento, quindi che potevano ospitare migliaia di persone, o altrimenti, come nel caso del confino, venivano inviati nei piccoli centri, in genere dell'Italia centro-meridionale. E gli ebrei? Nella contestuale, prima o dopo? Anche. Sì, erano apolidi, sì, quindi perché non... Sì, perché molti non avevano cittadinanza, erano proprio apolidi. Io ho visto proprio spulciandoli i registri del carcere di Gorizia. Allora queste persone così era un po', sono ricostruito anche questa cosa, venivano arrestati, quindi messi in carcere e quindi destinati all'internamento, però dovevano aspettare dal Ministero degli Interni la destinazione. Quindi venivano prima arrestati e messi in carcere, dopo lì potevano rimanere una settimana, 2 o 3 settimane, fino a che arrivava dal Ministero degli Interni la disposizione di andare in quella determinata località. In genere venivano accompagnati, quindi scortati o nel vagone cellulare, c'erano anche i vagoni cellulari, dove venivano rinchiusi. Adesso non si vedono, ma io ricordo di averli visti, quelli con le sbarre alle finestre, che tra parentesi poi dopo, così proprio l'altro giorno guardando
le foto. In pratica questi prigionieri politici non vedevano, l'unica apertura era lo spioncino delle guardie, perché erano costruite queste cellette all'interno del vagone, per cui i secondini potevano girare attorno e quindi non avevano la luce, no? E quindi altre invece avevano, addirittura in alcuni casi c'era addirittura una catena che li teneva legati, che passava di cella in cella e li teneva legati alla catena e dovevano rimanere seduti su questo seggiolone che poi dopo serviva anche come latrina, perché lì doveva. E quindi diciamo o venivano trasferiti in questo modo oppure così potevano essere accompagnati in carrozza normale da 2 carabinieri o questurini, qualcuno, però in quel caso lì diciamo mentre nel cellulare il viaggio era fra virgolette gratuito, il viaggio doveva essere pagato e pagare anche il biglietto dei due di scorta, quindi c'era anche un costo per chi poteva, sì, così perlomeno la storia è questa. Confine perché anni precedenti addirittura ricevevano una piccola diaria, no? Sì. Invece qua come era combinata? Allora, qua era o come diciamo qui, o se uno era internato in questi campi, allora diciamo lì poteva disporre mentre se veniva inviato, funzionava un po' come al confino, no? Se veniva inviato nei paesi, allora lì doveva essere in qualche modo, e lì diciamo anche sì, la discriminazione era evidente, perché il povero diavolo doveva vivere con quel poco che gli davano. Chi invece aveva la possibilità di farsi aiutare dalla famiglia, la cosa era piuttosto diversa, insomma, no? Comunque l'internamento, come il confino, obbligava le persone a sì, soggiornare in paesi lontani dal proprio, quindi cioè la finalità era quella di allontanarli dalla zona perché non rappresentassero più un pericolo. E questi che vengono arrestati nel 40, quindi alla vigilia o nei giorni successivi la dichiarazione di guerra, alcuni potranno usufruire della grazia o del condono che verrà fatto nel 42 in occasione del 20° anniversario della marcia su Roma. Viene fatto un condono che permetteva, adesso io non ricordo bene quanti anni, per cui chi doveva scontare 6 anni, magari ne aveva 2 di condono, se ne aveva già fatti 4 poteva uscire. Uguale succederà per gli internati, ma quasi tutti, diciamo, verranno liberati dall'internamento dopo il crollo del regime, quindi dopo il 25 luglio del 43, quindi verranno rilasciati nell'agosto del 43, quindi potranno tornare. Scusa, in termini così diciamo proprio che differenza c'è tra l'internamento che si è fatto ai tempi della prima guerra mondiale degli cristiani che sono andati a Wagner, sono andati posti, e questo tipo di internamento? La logica che ha portato a quel tipo di internamento è quest'altro. C'è una grossa differenza oppure sono 2 misure analoghe e comparabili? Ma più o meno sono, perché diciamo, allora, sì, però si dà tanto. Noi abbiamo vissuto una storia particolarmente, diciamo, tragica, nel senso che l'abbiamo vissuta nel male 2 volte. Allora, prima dello scoppio della prima guerra mondiale, il governo austriaco interna, cioè coloro che venivano considerati nazionalisti italiani, insomma, no? No, ecco, questo lo dico appunto, il sì, giudizio morale, per sì, per sì. E quindi vengono internati e rinchiusi nei campi di internamento.
Quando arrivano poi dopo le truppe italiane, dopo il 24 maggio, fanno altrettanto con coloro che venivano considerati filo-austriaci. Quindi noi, ecco, per quello che dicevo, abbiamo vissuto la storia 2 volte. Gli uni internati in Austria, gli altri internati in Italia. Cosa diversa dei profughi però, no? Per cui noi avremo i profughi che verranno inviati in Austria e i profughi in Austria verranno inviati soprattutto quelli della sinistra Isonzo, no? Perché lì c'è l'attraversamento della zona Ronchi, quelli lì verranno internati in Austria. Mentre nella destra Isonzo, quindi dalla nostra zona, verranno inviati soprattutto in Italia, ad eccezione di alcuni comuni, non so, Mossa, San Lorenzo, in cui ci fu proprio l'indicazione, soprattutto da parte dei parroci, dei podestà, di scappare davanti all'arrivo delle truppe nemiche, che quelle erano, no? E quindi, diciamo, per quello che abbiamo vissuto la storia 2 volte, no? Di qua e di là. Sia di qua che di là, come dicevo, non è che i profughi abbiano avuto una grandissima accoglienza, perché da una parte in Austria eravamo i traditori, in Italia eravamo i nemici, quindi i cittadini di questo, naturalmente non si può generalizzare, però insomma si verificarono anche casi di questo genere. Per cui sì, praticamente la misura è un po' la stessa, sia quella della prima guerra mondiale che della seconda, si cercò di allontanare quelli che potevano rappresentare un pericolo, insomma, no? Per le autorità del posto. Ci siamo? Siete ancora vigili? Tutto bene? Sì, sì. Sì. Allora, Ci siamo. non c'è niente. Voi intervenite pure da distanza tranquillamente. Una caratteristica invece nostra singolare, no, che è invece una misura che verrà presa scoppiata la guerra, ci si accorgerà, fra virgolette, il centro italiano si accorgerà di avere arruolato, fra virgolette, dei nemici, perché erano i cittadini italiani di lingua slovena e croata, che potevano rappresentare un pericolo per le forze armate. E quindi succede che, soprattutto anche in seguito a diserzioni che avvengono all'esercito italiano, soprattutto dopo l'invasione della Jugoslavia, questi giovani che prestavano servizio militare verranno disarmati, quindi diciamo allontanati dal fronte e organizzati venivano chiamati battaglioni speciali, ma di fatto erano reparti militari utilizzati per fare lavori, costruire strade, costruire, sì, diciamo al servizio delle forze armate. E questi battaglioni speciali verranno integrati successivamente, anche perché, soprattutto dopo l'invasione della Jugoslavia, si cercò diciamo, allontanare dal territorio gli uomini, non solo gli uomini, ma anche i ragazzi, insomma, perché meno ce n'erano e meno potevano aggregarsi alle formazioni partigiane. Questo era un po' l'obiettivo. Per cui saranno numerosi anche coloro che verranno richiamati e quindi inviati in questi battaglioni speciali, che utilizzati come praticamente battaglioni lavoratori. Interessante è il fatto che questi uomini però vivranno la stessa storia dei soldati italiani, per cui andavano al fronte anche se non erano le prime linee, ma comunque lavoravano nelle retrovie. Quindi anche loro verranno, come i soldati italiani, presi prigionieri su vari fronti, quindi in Africa e soprattutto in Italia dopo lo sbarco alleato in Sicilia e in quel periodo lì. E verranno inviati come tutti gli altri nei vari campi di concentramento alleati.
Quando gli anglo-americani tolsero il consenso ai cetnici di Mihailovic, che avevano praticamente collaboravano con i tedeschi, e cominciarono a rifornire l'esercito partigiano di Tito, e quindi ci sarà un accordo fra il governo jugoslavo e quello alleato, per cui vennero inviati, diciamo, dei rappresentanti jugoslavi nei vari campi di concentramento per arruolare queste persone, e questi giovani, che verranno in genere quasi tutti trasferiti in Puglia, perché in Puglia era un po' diventato la retrovia del fronte, dove c'erano gli aeroporti, dove c'erano anche gli ospedali, e anche c'erano appunto ospedali e centri di addestramento degli jugoslavi, quindi dell'esercito jugoslavo. Tanto che questi uomini verranno raggruppati militarmente, daranno vita a quelle che verranno chiamate dopo le brigate d'oltremare, quindi attrezzati, militarizzati, armati, e quindi nel 44, a metà del 44, verranno inviati sulle isole Dalmate, che erano sopra quelle meridionali, erano già state liberate dall'esercito jugoslavo, e verranno aggregati alla quarta armata dalmata, e è interessante sapere che diversi di questi saranno quelli che faranno la famosa corsa per Trieste, di cui parleremo, cioè gli jugoslavi da una parte e gli anglo-americani dall'altra, che arrivava prima a Trieste. Arrivò appunto la quarta armata il 1° maggio, e fra cui c'erano anche diversi di questi reparti di cittadini italiani, sloveni e croati della Venezia Giulia. Ecco, quindi diciamo ebbero una vicenda piuttosto diversa, insomma, no? Particolare. Sì, si calcola che siano stati circa 35.000 questi che furono aggregati o in queste brigate d'oltremare, ma siccome molti erano stati inviati in Sardegna, con lo sbarco, cioè con l'arrivo poi dopo degli anglo-americani in Sardegna e in Corsica, addirittura vennero costituiti dei reparti, proprio le Slav Company, che vennero aggregate all'esercito americano, e quindi parteciparono alle, diciamo, alle vicende belliche in Francia, perché furono poi trasferiti in Francia, no? Quindi alcuni parteciparono, diciamo, sotto comando americano in Francia, altri invece furono aggregati alla quarta armata jugoslava. Questo per sottolineare la particolarità del nostro territorio, per chi appunto non conosce queste zone, soprattutto mi rivolgo a chi da altre città italiane ci sta seguendo. Ma anche molti che abitano qua non sanno. Sì, perché sono anche qui, noi per esempio, noi cormonesi abbiamo diversi di questi che della zona di Plessiva, che presi prigionieri, poi dopo rientrarono a casa attraverso in questo modo, insomma, no? Quindi sì, anche perché appunto chi ci segue da lontano non sa che Cormons è cittadina italiana, però ha una fascia, diciamo, ha anche una parte di popolazione di lingua slovena, tanto che anche nel nostro comune è operativa una scuola materna e una scuola elementare di lingua slovena, proprio perché sì, anche qui la gente si è mescolata, insomma, no? Ecco. Sì, quindi la particolarità della nostra terra. Le medie in Slovenia non ci sono? No, le medie no. Le medie sono a Gorizia, sì, bisogna andare a Gorizia. Sì. Le scuole slovene sono fatte, quelle invece di San Pietro sono le scuole bilingue. Sì. A San Pietro si impara italiano e sloveno, invece qua si impara solo lo sloveno, l'italiano sì, una lingua straniera. Sì, che poi
che non è molto però. Boh, ma diciamo la scuola Brazzano sì, è una scuola che è frequentata in stragrande maggioranza da bambini che parlano italiano, però quindi lì imparano lo sloveno e che la gente li porta appositamente per questo. Io sono 18 anni, lì ho scoperto, parecchi anni fa, c'è una ragazza... Dove hai vissuto? Io ho lavorato 13 anni a Duino, a Fernetti, e c'era questa ragazza che era vicino a Fernetti, di Morbino, e voleva scrivere lei, insomma, l'ha fatto scrivere, io ho detto, volevo scrivere la K al posto della C, le doppie, ma quelli abbiamo un problema anche noi. Che non le mettiamo, noi friulani non mettiamo le doppie. E Bisiac ancora meno. Sì, esatto. Allora pensavo che scherzasse, sono gente di spirito, i triestini, pensavo scherzasse, e mi fa, perché non va bene? No, ci va la C, ci va questo. E questa era maestra elementare. In provincia di Trieste hanno tutti il libretto di lavoro del comune di Trieste, è scritto solo in italiano. C'è scritto maestra elementare. Mi dico, scusa, ma tu sei maestra elementare e non sai scrivere? Sì, ma ho fatto scuole slovene. Sì, ma in Italia? Sì, e lì ho scoperto, tutti pensavamo che si imparasse questo e quello. Invece lì ho scoperto che, e lei ha confessato umilmente, ha detto, a casa parliamo sloveno che non è sloveno. Fuori parliamo il triestino che non è italiano, quindi non sappiamo che questo. Ma questo è vero, perché infatti è vero, sì. Sì, si sente parlare sloveno questi, no? Poi più anziani. Nessuno sloveno li capisce. Sì, ma infatti ogni volta che c'è da tradurre qualcosa in sloveno, bisogna fare molta attenzione, perché non si riesce mai a tradurre nello sloveno, perché qui soprattutto si usa il dialetto, insomma, no? O uno sloveno che sì, non è quello. No, ma adesso è migliorato perché tutti quelli che hanno fatto le scuole, ma una volta vecchi. La carriola è la carriola, no? O se no la piatta è la barella, no? Come diciamo, io mi sono accorto anche di un'altra cosa, i nostri emigranti, quelli che andavano in Argentina, parlavano friulano. Sì, e quindi io ho avuto l'occasione di incontrare un paio di questi che sono venuti qui a far visita, ma loro l'italiano non lo sapevano il friulano però. Ecco, per cui c'è, no, sì, uno insegna al figlio la lingua che parla, che sia l'italiano o il dialetto o il friulano. A casa parlano quello. Bene, allora, io vado ancora avanti un pezzo allora. Sì, ho 5 minuti prima, ricordatemi. Sì, io non vedo l'orologio. 15. Sì, abbiamo. 10 minuti. Sì. Allora, la situazione al confine orientale si modifica radicalmente nell'aprile del 41, quando le truppe italo-tedesche e anche bulgare e ungheresi invadono la Jugoslavia. C'è da fare un passetto indietro perché siamo in un periodo in cui diciamo, i tedeschi hanno occupato tutta l'Europa centro-occidentale e quindi hanno consolidato il loro potere in tutto questo territorio. Però hanno perso la prima battaglia, che è quella d'Inghilterra. Cioè i tedeschi avevano l'obiettivo di invadere l'Inghilterra o di costringere l'Inghilterra all'armistizio, alla resa. E quindi avevano puntato sulla distruzione della flotta aerea inglese, perché questo avrebbe permesso poi dopo di poter agire in modo diverso. Siccome erano convinti di avere la supremazia aerea, e invece gli inglesi resistettero, e quindi sostanzialmente cominciò nel luglio, andò avanti fino in settembre, quindi 3 mesi insomma gli inglesi riuscirono alla fine a prevalere, anche perché usarono in maniera intelligente il radar, che quindi riuscivano a spostare gli aerei laddove serviva, e quindi in quel momento così
Hitler capisce che non avrebbe vinto la battaglia aerea e quindi diciamo, l'aviazione tedesca verrà dirottata sulle grandi città, quindi cominceranno i bombardamenti di Londra, delle grandi città inglesi. Però questo fatto impedirà ai tedeschi di diciamo, portare avanti la linea, la politica che avevano, che l'obiettivo principale era quello di occupare la parte di Polonia che era stata ceduta ai sovietici, l'Ucraina, quindi lo spazio vitale per i tedeschi non era l'Occidente, ma erano i territori orientali, quindi si preparavano all'invasione dell'Unione Sovietica e appunto pensavano che cedendo l'Inghilterra avrebbero potuto spostare tutte le truppe dall'altra parte. Quindi perdono la battaglia, non hanno la possibilità ovviamente in questo modo di poter invadere il paese, perché comunque la flotta inglese era estremamente forte, e quindi diciamo pensano di portare avanti l'invasione dell'Unione Sovietica. La situazione italiana è però peggiore, abbiamo visto, perché l'Italia aveva subito le prime sconfitte, quindi aveva dovuto rinunciare all'idea di poter fare una guerra parallela, cioè Mussolini aveva questo obiettivo, no? Hitler va avanti con le sue, ma anche noi abbiamo la forza per andare avanti con le nostre. Invece gli inglesi erano arrivati fino a Bengasi, quindi avevano occupato metà Libia. In Grecia le truppe italiane erano state bloccate da quelle greche. Di conseguenza chiederà appunto, come abbiamo visto, il sostegno di Hitler e arriverà in Africa il famoso Africa Corps di Rommel e Hitler deciderà di invadere la Jugoslavia, anche perché, contrariamente a quanto era avvenuto in Romania, in cui si era insediato un governo filo-tedesco che si era praticamente alleato con la Germania, in Jugoslavia c'era stato un colpo di Stato praticamente che aveva esautorato il re e il gruppo dirigente che erano filo-tedeschi e viene posto sul trono questo Pietro II che era giovanissimo, aveva avuto 18 anni, e quindi si costituisce un governo che era invece favorevole agli alleati. Quindi, appunto Hitler aveva la preoccupazione che gli inglesi, che già c'erano già gli inglesi in Grecia, davano un aiuto ai greci per affrontare, per far fronteggiare gli italiani. Quindi era preoccupato che diciamo, le vicende greche potessero avvicinare ulteriormente gli inglesi, ma era preoccupato perché gli inglesi avrebbero potuto cominciare a bombardare i pozzi petroliferi in Romania, che rappresentavano la vera ricchezza della Germania perché garantivano il petrolio. E quindi rinviando l'attacco all'Unione Sovietica, nell'aprile del 41 le truppe tedesche avanzando dalla Bulgaria, il grosso delle truppe si era stanziato in Bulgaria, alleata della Germania, assieme a quelle italiane, invaderanno la Jugoslavia. Nell'arco di pochi giorni la Jugoslavia si arrende e proseguiranno verso la Grecia, che quindi dovrà arrendersi nonostante la presenza di truppe inglesi. Tra parentesi, per fare il collegamento con la corsa per Trieste di cui parlavo prima, era schierato la divisione neozelandese del generale Freyberg, che era schierata per contrastare l'avanzata italiana in Grecia, e sarà quella divisione neozelandese che arriverà per seconda a Trieste, no? Il giorno dopo. Quindi si incrociano queste storie, da un lato i battaglioni speciali, dall'altro gli inglesi, i neozelandesi che arrivano a Trieste. E quindi di fatto nell'arco di poche settimane
gli eserciti nazifascisti occupano l'intera penisola balcanica, quindi la Jugoslavia, la Grecia e le isole greche. E Ma quindi De Pietro è stato sempre il contrario, oppure perché mi pare aver letto una volta Mussolini diceva il tradimento del re Pietro, nel senso che ha giocato su due fronti e poi alla fine scelto cosa, cioè, almeno sembra aver capito leggendo che in un primo tempo avesse anche strizzato l'occhio alla... No, i cetnici sì, guarda, secondo il regno di sì, il precedente re era filo tedesco e infatti l'esercito, che era soprattutto esercito serbo, perché i capi erano serbi, che erano orientati in altro modo, sono loro che fanno il colpo di Stato e nominano questo Pietro II, che era un giovane di 18 anni praticamente, che aveva, però loro erano contrari all'alleanza con la Germania e quindi sì, c'è stata appunto sì, c'era un precedente, eccolo, c'era. No, E quindi sì, questa operazione ritarda però l'attacco all'Unione Sovietica di un paio di mesi, per cui avverrà adesso non ricordo cos'era, in giugno, quindi diciamo in una stagione sì, però diciamo avevano perso indubbiamente il periodo migliore forse, no? Anche per avanzare, considerando poi l'inverno e tutto il resto, no? Ecco. E comunque questi territori vengono divisi fra italiani, tedeschi, bulgari e per una piccola parte anche ungheresi che si prendono un pezzettino di Slovenia. Questa è una mappa che indica le principali luoghi di internamento civile. Eccolo, no? Quindi si vede che sono concentrati molti in Molise, molti in Abruzzo. Ecco, sì. E molti anche lì in Campania, in Basilicata, molti anche c'erano. Questi sono i principali. Un reparto di battaglione speciale. Infatti si vedono, se voi notate, i militari sono tutti disarmati. I comandanti hanno la pistola, perché i comandanti erano italiani. Gli altri invece erano, sì, italiani, però di lingua slovena e croata, no? Eccolo, e questo invece è uno dei reparti, infatti c'è la bandiera jugoslava, è uno dei reparti che poi dopo vengono, e questo era il battaglione, sì, questi in Corsica, questo quindi è un battaglione, infatti hanno la divisa americana questi, no? Quindi sono quelli che le compagnie slave che vengono aggregate all'esercito americano, no? Ecco. Bene, io vi saluto allora, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie mille. Grazie mille. Buona serata a tutti. Buonasera. Arrivederci. Buonasera a tutti.